Ciao a tutti, buon 2 giugno, festa della Repubblica. Le celebrazioni si svolgeranno sempre in forma ridotta, sempre per le norme anti-Covid. Per quanto riguarda qui a Chioggia, vi ricordiamo che alle 11 e qualcosa le forze dell'ordine ci riferiscono e si recheranno, dopo appunto le celebrazioni, si recheranno al bar che c'è diciamo in Riva Vena, quel locale che è stato più volte oggetto di malversazioni da parte di personaggi della fedina penale non proprio pulita, e quindi saranno lì per manifestare la loro, diciamo, solidarietà e vicinanza al gestore di questo bar, che sono sempre sotto, diciamo, attacco da parte di persone, ci limitiamo a dire, poco corrette. Ecco, ieri è stata una giornata, ieri 1° giugno c'è stata una giornatona, proprio l'assalto alle spiagge, non solo a Chioggia, a Jesolo, a Venezia. Il traffico è stato veramente intensissimo. Ovviamente c'è sempre qualche polemica perché appunto le persone al mare in tanti erano senza mascherine, ma ricordiamo che per quanto riguarda il Veneto non c'è più l'obbligo di tenere le mascherine all'aperto, si devono avere in tasca, come ce lo ricorda il presidente della regione Luca Zaia, e quindi mascherine in tasca quando si entra nei locali, quando non si può mantenere, diciamo, la distanza di sicurezza, si indossa la mascherina. Però per il momento, per circolare, possiamo tranquillamente circolare senza la mascherina. Allora, parlavamo che non c'è più l'obbligo di circolare con la mascherina, o meglio, non c'è più l'obbligo di circolare all'aperto con la mascherina e ovviamente in spiaggia, ma c'è sempre l'obbligo di indossarla in tutti i posti chiusi e quando diciamo non c'è la possibilità di rispettare il metro di distanza, il famoso metro di distanza. Ricordiamo anche che giovedì prossimo è confermato il mercato e quindi all'interno dell'area del mercato del Zioba, nel centro storico di Chioggia, sarà obbligatorio comunque indossare la mascherina. Ecco. Allora, come stavo dicendo, da ieri è attiva l'applicazione Immuni, l'applicazione scelta dal Ministero della Salute dopo un lungo iter. Questo iter c'è stato perché si è voluto avere la sicurezza che l'applicazione non potesse diventare una sorta di grande fratello che controlla la gente. Intanto è vero che i dati vengono raccolti in forma anonima e le persone che scaricano l'applicazione non vengono geolocalizzati. In sostanza, in maniera molto sintetica, come funziona l'applicazione: chi la scarica in pratica, nel momento in cui scopre, speriamo di no, ma scopre di essere positivo, lo segnala all'applicazione. C'è una procedura che viene poi segnalata al Ministero della Sanità, e quindi in automatico le persone che erano state in contatto con questo soggetto vengono avvisati di essere stati per un certo periodo in contatto con una persona positiva da Covid. Questo dovrebbe essere lo strumento per poter contrastare un eventuale ritorno dell'epidemia. Ricordiamo che l'epidemia in questo momento è assolutamente sotto il controllo, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Quindi è importantissimo scaricare questa applicazione, perché più persone la scaricheranno e maggiore sarà, diciamo, la possibilità di controllare diciamo, questa malattia. Ecco, quindi dovrebbe essere una maggiore possibilità di poter tornare al nostro stile di vita, che forse è meglio cambiarlo sotto certi aspetti, però pensiamo solo ai trasporti. È assolutamente impensabile e antieconomico che un autobus che porta 50 persone ne possa portare 15. Stessa cosa per i vaporetti e tutto il resto. Quindi il consiglio che vi diamo è quello di scaricare l'applicazione assolutamente il più possibile. Allora, è arrivato un comunicato questa mattina da parte dell'amministrazione comunale in risposta, diciamo, sull'intervento relativo alla pubblicazione che abbiamo fatto sia noi ieri e che poi anche i giornali sulla mancata concessione dell'autorità portuale della banchina alla società Socogas. Voi sapete che praticamente alla Socogas manca la concessione della banchina
per poter iniziare l'attività. Questo sarebbe uno dei passaggi a cui manca per iniziare questa attività. Per sintesi non vi leggo quello che dice il vice sindaco, che ovviamente esprime appunto la sua contrarietà all'impianto, leggo solo il passaggio, solo per sintesi, del sindaco, che dice: credo che il deposito non entrerà mai in funzione, anche altri enti stanno approfondendo vari punti critici, come per esempio l'aspetto a mare, sono sempre convinto che il deposito sia sorto in un posto sbagliato. Ecco, detto questo, mi permetto, massimo rispetto per, diciamo, per la volontà dell'amministrazione di continuare questo muro contro la Socogas, anche se lo considero assolutamente sbagliato, e vi dirò i motivi. Credo che sia opportuno però chiarire un passaggio. Lo dico anche perché ieri mi ha chiamato la consigliera comunale Barbara Penso, che dava questa notizia come una vittoria. Ecco, allora, il fatto che l'ente porto non conceda la concessione non è perché la Socogas non potrà esercitare la sua attività, è perché in questo momento quella banchina è ancora sotto sequestro per via di un abuso edilizio che ha fatto l'ASPO, non Socogas, perché hanno realizzato praticamente un tunnel senza avere l'autorizzazione della Capitaneria di Porto. Il tunnel dovrebbe servire per il passaggio dei tubi, in pratica, invece di farli passare per sopra, farli passare per sotto. Detto questo, lei stesso ente porto dice: una volta che la situazione sarà sanata, chiedete tranquillamente la concessione. Ecco, dopo bisogna vedere se gliela danno, ma personalmente credo che non abbiano nessun altro motivo per non poterla concedere in pratica. E questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio che mancherebbe, secondo l'amministrazione comunale, è che affinché possano entrare le note gasiere, le famose gasiere, serve anche la modifica del piano regolatore Gottardo. Ecco, questo aspetto invece è contestato dalla Socogas, che dice che non serve perché le autorizzazioni ministeriali fanno deroga a tutto. Ci giunge voce che anche altri enti hanno affermato che comunque non serve per cambiare il piano regolatore, e quindi una volta che quella banchina sarà data in concessione, la Socogas il giorno dopo inizierà l'attività. Non dico altro perché mi sembra di essermi già espresso più volte su questo tema. Dico solo che, a mio avviso, sia l'amministrazione e sia anche le categorie economiche, forse sarebbe il caso di iniziare a ragionare se non fosse il caso di concordare qualcosa con Socogas prima di trovarsi con l'impianto in funzione e con una causa capestro sulla testa.